Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto con Replay Teleuropa Network. Siamo arrivati al 1° di febbraio 2021, si è giocato in Serie A, il Crotone ha perso per 3-0, uno scontro per la salvezza contro il Genoa. Si è giocato anche in Serie B, ha giocato il Cosenza a Chiavari contro l'Entella, ha vinto per 2-1 in rimonta, mentre il posticipo riguarda Reggina e Salernitana, si giocherà lunedì sera alle ore 21. In Serie C è riposato il Catanzaro, ha perso invece la Vibonese per 2-0 a Castellammare di Stabia, Juve Stabia 2, Vibonese 0, ha segnato Borrelli, ex giocatore del Cosenza che una settimana prima era appunto stato ceduto alla Juve Stabia. Poi naturalmente parleremo di calciomercato, di tanto calciomercato, di questo e di altro. Allora io vado a presentare gli ospiti, dopo aver salutato Stella Battaglia che oggi non è con noi, ci sarà il prossimo lunedì, salutiamo Stella. E abbiamo con noi Giuseppe Milicchio di ritorno da Chiavari di Ioni Caradio. Grazie Giuseppe per aver accettato l'invito e grazie a Pier Giorgio Giorno che è uno che si occupa tantissimo di calciomercato. Sentiremo le ultime, ma io direi di andare a fare subito un giro con Giuseppe per quella che è stata la partita del Cosenza a Chiavari. L'hai vista da vicino, lì eravate in pochi, 200-300 come ogni domenica. Vabbè, per quanto riguarda il Cosenza ero da solo, ormai è diventato un classico di questa stagione, quindi mi sono un po' abituato. Che gara è stata? L'avete vista un po' tutti, avete visto i filmati, avete visto la partita sicuramente su DAZN, qualcuno ha avuto il piacere di ascoltarla magari in radio perché sì, c'è questo orario delle ore 14 che non consente a tutti di essere davanti ai televisori. Che dire, è stata una partita dove nei primi 45 minuti io guardavo il campo e guardavo Guarascio, perché ce l'avevo praticamente 2 gradini sotto di me, e quando siamo andati sotto per 1-0 e la squadra non riusciva a risalire, non riusciva ad organizzarsi, lo vedevo praticamente impietrito, e così diventava un po' triste anche il cuore di chi andava a raccontare la partita, perché c'era veramente il serio rischio di aver fatto il mercato e di non riuscire a fare un risultato. Invece poi con l'inizio del secondo tempo in parte ci siamo rincuorati, perché io ero con l'amico Felice Arieta che mi ha dato una mano nel Felice, commento, lo salutiamo Felice, nel commento tecnico. Fa sempre compagnia Felice? Assolutamente, nelle trasferte al nord è sempre a disposizione, è sempre vicino a noi e ai tifosi del Cosenza. Abbiamo visto l'uscita dal campo dei giocatori, non so se voi l'avete notato su DAZN, c'erano i 3 nostri giocatori di centrocampo, quindi Tremolada, Sciaudone e Petrucci, che hanno cominciato a parlare ma non in modo arrabbiato, ma quasi proprio in modo costruttivo. Già hanno cominciato a dire che cosa bisognava fare nel secondo tempo, cioè quello che era il discorso da fare negli spogliatoi. La squadra è rientrata, ha giocato alla grande, pressing alto. Sciaudone per me è il migliore in assoluto della partita, perché rispetto a quando giocava con Bruccini o altri compagni di centrocampo, adesso è riuscito ad esaltarsi, perché diventa un giocatore interscambiabile con Petrucci e con Tremolada, e ha esaltato quella che è stata la sua partita. Dal punto di vista fisico è andato benissimo, ha trovato il calcio di rigore, insomma è stato un altro Cosenza nel secondo tempo, con la panchina che ha saputo dirigere momento per momento, giocando a scacchi con Vivarini, anche lui molto bravo a motivare la sua squadra e ad ottenere il risultato. Tutto questo che cosa ha fatto? Ha lanciato un messaggio importante al presidente che era in tribuna. L'abbiamo visto. Per dire, ecco, noi ci siamo, adesso completiamo la squadra e chissà, possiamo toglierci qualche soddisfazione. Completiamo la squadra, dice Giuseppe Milicchio, e allora vediamo un attimino da Pier Giorgio Giorno quelle che sono le ultime novità, perché è arrivato Marcello Trotta, non ancora in condizione fisiche normali, lo abbiamo visto, insomma ci vorranno almeno un paio di settimane per vederla a top. Ieri è stato ufficializzato anche Gerry Mbakogu, sì, un attaccante forte, veramente forte, io lo ricordo ai tempi del Carpi, anche per lui ci vorrà qualche settimana per rimetterlo in sesto al 100%, e stamattina è stato ufficializzato un greco. Scusatemi, però io devo andare subito a Milano a calciomercato, mi fanno segno, dovremmo avere Antonio Alizzi. Buon pomeriggio Antonio!
Ciao Franco, buon pomeriggio anche a voi. Antonio Alizzi di Cosenza Channel, stavamo parlando qui con Giuseppe Milicchi e Pier Giorgio Giorno di quella che è stata la partita di Chiavari, stavamo introducendo il calciomercato. So che tu sei lì, che cosa si muove? Abbiamo detto di Mbakogo, abbiamo detto del greco che adesso praticamente... Antoine Slas, che ha giocato nella Fiorentina 2 anni fa con 26 partite e 2 reti all'attivo, abbiamo detto di Gerbo, di Trotta che ancora non è nelle migliori condizioni, ci vorranno un paio di settimane. Cosa ci puoi aggiungere? Sappiamo di Carretta, ecco ti volevo chiedere di Carretta, questo pressing estenuante del Chievo su Mirko Carretta. Sì, innanzitutto saluto tutti i tuoi ospiti e i telespettatori a casa. Sono quasi arrivato all'Hotel Sheraton di Milano perché c'è un po' di traffico qui sull'autostrada, però ovviamente siamo già attivi per quello che riguarda le ultime notizie di calciomercato del Cosenza. Sappiamo che in uscita sicuramente il Cosenza sta valutando la gestione di Petre, che come sappiamo potrebbe ritornare in Romania, in una formazione dove lui ha già militato, e su Carretta c'è questo pressing del Chievo che vorrebbe il nostro esterno offensivo per in qualche modo dare un'ulteriore scelta alla formazione allenata da Ietti. Per quanto riguarda invece il mercato in entrata, c'è questa possibilità di prendere l'attaccante del Bologna Okowonko, però ancora non è del tutto definita, si sta lavorando. Credo che qualcosa in più se ne saprà sicuramente dopo le 17:30-18, quando ormai mancheranno poche ore alla chiusura del calciomercato e quindi i nodi saranno sciolti anche da questo punto di vista. Antonio, ci puoi dire qualche altra cosa sulle squadre calabresi, altrimenti ci potremmo risentire tra un'oretta prima della chiusura. Il Crotone è molto attivo, sto cercando di rinforzare la rosa, si sta cercando di capire se alla fine un AS accetterà del Napoli, sì, questa soluzione che sembrava ieri essere sfumata, e quindi attendiamo. Credo che comunque sia ci vorranno qualche ora per capire un po' come finirà questo calciomercato. Benissimo, allora ci risentiremo casomai fra un'oretta. Grazie allora ad Antonio Alizzi di Cosenza Channel. Allora diamo spazio, parole e pensieri a Pier Giorgio Giorno, che ti ho visto smanettare, sicuramente avrai qualcosina, hai parlato con Carretta, hai parlato con il suo procuratore, hai parlato con Okowonko, col suo hai parlato con Bigon del Bologna, facci capire tutto. No, mi arrivano tantissimi messaggi al secondo. Sì, perché siamo seguitissimi, oltretutto la gente vuole capire e sapere che bolle in pentola. Sì, e non vorrei magari illudere nessuno. Allora, per esperienza ti dico che chi ti sta mandando messaggi in questo momento ti sta depistando. Bravo. Praticamente se qualcuno ti ha detto mercato chiuso, tu chiudi il telefono perché il mercato non è chiuso. Non è chiuso, bravo. Vabbè, io dalle notizie Queste sono pillole di saggezza. Sì, ma di vecchi cronisti. Giuseppe, è chiaro che nel calciomercato vince chi racconta la migliore bugia, cioè poi alla fine ottiene. Però da quello che mi risulta, proprio le ultimissime, il mercato del Cosenza dovrebbe essere chiuso. Uso il condizionale perché quando parliamo del mercato... Ma scusa, Carretta, qui ci scrivono in tanti, perché Carretta il Chievo è chiaro che Carretta gli offrono un biennale, 2 anni e mezzo di contratto, Chievo, però il Cosenza se non trova il sostituto chiaramente ma perché il Cosenza non libera offre il contratto secondo te a Carretta? Punto di domanda. Perché questo è un modus operandi del presidente, perché nemmeno a Sciaudone, nemmeno a Idda, nemmeno a Petrucci, cioè nemmeno a Trinchera. Nemmeno a Trinchera, quindi ci sono tantissimi giocatori che aspettano il rinnovo del contratto, quindi è chiaro che se un calciatore sente le sirene di un club che lo vogliono con 2 anni e mezzo di contratto, però chiaramente se il Cosenza non trova il sostituto, la pista più calda è quella come ha detto anche Alizzi, quella del nigeriano del Bologna Okowonko, però pare che il ragazzo o ci sia un mezzo accordo con la regina o addirittura non voglia scendere. Però c'è questo, che nelle ultime ore la regina dopo Montalto, che giocherà contro la Salernitana sicuramente, è andato su Di Gaudio. Aggiungo che il mercato si potrebbe Di Gaudio chiudere a Regge, si potrebbe fare con Cosenza, 2 anni e mezzo Carretta, mi dicevano. Però in questo momento nelle ultime siamo in diretta, Franco, poi può essere che tra un'ora cambia tutto. Noi parliamo fino alle 16:30. In questo momento me l'hanno smentito e mi hanno detto che l'unica operazione del Cosenza potrebbe essere la cessione di Petre in Romania anche a mercato chiuso, quindi anche se magari
Sì, perché lì finisce più tardi. Sì, quindi queste sono le ultime. Comunque io sono soddisfatto del mercato che ha fatto il Cosenza. E questa era la domanda. Ha alzato, cioè prendere un giocatore come Tremolada con quel sinistro, prendere un giocatore come Gerbo e Giuseppe già l'ha visto che giocatore è. Comunque abbiamo preso Trotta, Mbakogu, Crecco sulla sinistra. Credo che la rosa è stata migliorata sia in qualità che in quantità. Giuseppe, scusami, arrivano qui delle domande per quanto riguarda Luca Bittante, a quale va praticamente un nostro caro saluto, un in bocca al lupo per il futuro. È stato operato questa mattina ad Arezzo, è andata bene l'operazione, ma il ragazzo ne avrà per un po' di mesi. Vuoi spiegarla tu meglio, Gianluca? Assolutamente, qualche problema di troppo per Luca Bittante. Quella maglietta fatta vedere dopo il gol realizzato dal Cosenza è un Chi gliel'ha dedicato messaggio, poi? Sì, un gol dedicato a Luca Bittante perché il suo periodo di recupero sarà più lungo del previsto. Sembra che entrambi i menischi siano praticamente interessati a quello che è stato l'esito di questa operazione più il crociato. È normale che se tutto va bene ci saranno 6 mesi di stop, poi il momento riabilitativo. E per Bittante veramente c'è il momento di dire veramente tanti auguri tanta pazienza, tifa Cosenza e speriamo bene. Scusa se interrompo qua, Giuseppe, ma mi dicono che Okwonko è vicinissimo a firmare per la Regina. Addirittura? Proprio imminente. Quindi è imminente, quindi c'era di Gaudio... Come ho detto io, il mercato del Cosenza al 99% si chiude con il Greco. Ma perché dobbiamo dire una cosa, Giuseppe, che a Bologna c'è Bigon, il figlio di Bigon che è a Reggio, insomma, no? Assolutamente, però la Regina ha bisogno di fare movimenti di mercato importanti, perché prendere Montalto è sicuramente un nome, però Montalto viene fuori da 3 stagioni non esaltanti, al di là di quello che è stato l'anno meraviglioso di Terni. Poi Montalto è un giocatore in discesa, quindi la Regina davanti ha bisogno probabilmente di freschezza. Ha preso anche altri giovani interessanti come il ragazzo che arriva dalla Juventus tramite il Genoa, però probabilmente c'è maggiore fame e maggiore necessità di prendere un attaccante. È un'operazione che si può chiudere. Allora, io ringrazio in regia Luca Chito, vediamo un attimino se riusciamo ad avere i risultati della classifica, così vediamo il Cosenza dove si è posizionato, perché domenica sera si è giocato anche la gara tra il Cittadella e la Cremonese, è terminata 1-1, grazie a Michele Cava pure che dirige le camere. Ascoli Brescia 2-1. Sul filo proprio, diciamo, come dire, nei minuti finali è riuscito l'Ascoli a battere il Brescia. Chievo-Perugia no, non è possibile. 3-1, lì c'è uno sbaglio. Cittadella Cremonese 1-1, Empoli Frosinone 3-1, Vicenza Venezia 0-0, Pisa Reggiana 1-0, Pordenone Lecce 1-1, Spal Monza 1-1, ho visto questa partita, ha segnato per Chievo Pescara, esattamente, Chievo Pescara, poi a Chiavari il Cosenza è passato contro la Virtus Entella per 2-1 e poi Regina Salernitana, abbiamo detto il posticipo. Allora andiamo a vedere la classifica generale dopo la prima giornata di ritorno che vede al comando sempre l'Empoli con 41 punti, Monza e Chievo Verona 35, Salernitana e Cittadella insieme alla Spal 34, Lecce 31, Pordenone e Venezia 29, Frosinone 27, Pisa 26, Vicenza 22, Brescia 21, Cosenza e Cremonese 20, Regina e Reggiana 18, Ascoli 17, Entella 17 e chiude la classifica generale il Pescara con 16 punti. E allora Giuseppe andiamo a vedere la partita, gli highlights e poi sentiremo sia Occhiuzzi sia anche Vivarini. Grazie per il video comunque di Vivarini. Allora andiamo a vedere gli highlights appunto di Entella Cosenza. Grazie Luca Chito. La prima vittoria del 2021 in una gara strategicamente fondamentale, a poco più di 24 ore dalla chiusura del calciomercato e contro una diretta concorrente alla salvezza. Il Cosenza alla spunta sull'Entella, ribaltando lo svantaggio maturato nel primo tempo. Esordio di Gerbo per Trotta, ci sarà spazio ai minuti finali. Ad ispirare Carretta e gli Ozzi c'è Luca Tremolada, ma è da un lancio di Ingrosso che nasce la prima occasione per i rossoblù. Carretta lavora un buon pallone, dialoga con l'ex Pordenone che vede e serve Davide Petrucci. La conclusione a metà tra un tiro e un cross non inquadra lo specchio. C'è un'altra occasione per il regista rossoblù, la respinta corta dalla difesa ligure gli regala la chance per una conclusione che finisce di poco a lato. Il buon approccio del Cosenza non spaventa i padroni di casa che si presentano davanti a Falcone con Brescianini. Il
tiro è smorzato e non impensierisce l'estremo difensore rossoblù. Più insidioso il tiro di Capello, che vale un calcio d'angolo trasformato in oro dalla squadra di Vivarini. La palla rimbalza in area e Costa è il più reattivo. Il tocco al volo non dà scampo e il vantaggio che Lentella porterà negli spogliatoi, nonostante la grande occasione capitata a Carretta allo scadere, incredibilmente non inserita in sintesi da Infront, così come 2 gol annullati dall'arbitro Airoldi, uno per parte. Compito difficile per i lupi nella ripresa quello di ribaltare la gara contro una squadra molto abbottonata, reso più semplice dall'estero di Tremolada che pesca Ettore Gliozzi, bravo a girare a rete di testa la palla del pareggio. Terzo gol per l'attaccante di Siderno e gara di nuovo in equilibrio, ma per poco. E l'incursione di Sciaudone che regala al Cosenza il primo rigore stagionale, anzi i primi 2, perché Airoldi chiede a Tremolada il replay scorgendo irregolarità in area, ma il risultato non cambia. Gol e 1-2 concretizzato. Lentella ci prova a pressare il Cosenza, che resiste senza particolari affanni, con l'aiuto di Cone, Schiavi, Trotta e in ultimo Ba. Rosso per Vivarini per proteste. Punti d'oro per l'11 di Occhiuzzi che ritrova il successo e risale in classifica. Sappiamo il discorso che non stiamo riuscendo a vincere al San Vito, però bisogna vincere dappertutto, vincere in casa, fuori. Sulla partita, oggi questa partita è figlia della partita scorsa, cioè il primo tempo tirare i remi in barca a 20 minuti non mi piace. L'abbiamo fatto la scorsa partita, avevamo iniziato benissimo e quindi oggi ho spinto la squadra ad andare oltre, devono andare oltre. Per me si vince se si fa qualcosa in più dell'avversario e noi dobbiamo sempre cercare sia in fase di possesso e non possesso di fare qualcosa in più. E quindi oggi siamo felici per questa vittoria e se mi permettete, dato che sto parlando di vittoria, io la squadra l'ho già fatta in campo, io e lo staff e comunque tutta la famiglia del Cosenza Calcio, la dedichiamo a Luca Bittante che tornerà sicuramente presto a giocare, quindi lunedì si opera e quindi siamo al suo fianco sempre. Ok, allora Giuseppe, abbiamo visto la partita, gli highlights, abbiamo ascoltato quello che ha detto Chiuso, abbiamo tantissimi messaggi. E allora, buon pomeriggio, siamo sulla retta via, Forza Lupi, non solo la salvezza, anche qualche soddisfazione, visti i nuovi innesti, eravamo già una buona squadra, era solo sfortuna. Una domanda per l'amico Giuseppe Milicchio, non servirebbe un centrale difensivo di categoria, visto che Ida è sempre in difficoltà a difendere che ad impostare? Il presidente della Regina Gallo spende i soldi, Guarascio li mette nel portafoglio, questo è il dilemma da sempre, ma davvero ci illudiamo di salvarci con gli Ozzi in attacco e in Bacò che non gioca da 6 anni? No, questo non è vero perché fino all'anno scorso giocava praticamente... Faceva coppia con Maric. Esatto, con Maric quello del Monza, giocava in Croazia, sì. Esattamente. Siamo seri e spingiamo per prendere un attaccante. Mi dite Baez da chi sarà sostituito? Petre tornerà in Romania, il mercato del Cosenza è buono, dovremmo salvarci. C'è stato o ci sarà un sondaggio per Asensio ed escludere del tutto, ve lo dico io, ed escludere del tutto. Prenderemo un braccetto mancino in difesa, ovvero un vice legittimo, resteremo così. Mi pare che abbiano preso Crecco che può giocare da una parte e dall'altra. Ci sono calciatori che non sono in grado di giocare in questo Cosenza, sono contento che le mie idee, questo non so chi l'abbia mandato, mi dispiace non poter fare il nome, siano state sposate dalla società, Carretta, prestazioni sempre insufficienti, siete d'accordo? Non mi sembra. Ha realizzato nel modo più assoluto. E a volte lo vuole il Chievo, bisogna solo monetizzare e Guarascio lo farà. A voi le risposte di questi primi WhatsApp. Allora, questo è il pensiero del popolo del web. Blu. No, del web, non del popolo rossoblu. Facciamo sempre un distinguo perché chi è social può dire sì, tu dici quello che ha come... Web è un discorso. E poi c'è quello che può pensare il resto della piazza che non conosciamo perché non abbiamo più il rapporto diretto con il pubblico allo stadio. Sì, sì. Cioè, il tifoso, dopo che vede una partita direttamente allo stadio, può anche decidere di fischiare e di contestare. Il web è tutta un'altra cosa, anche perché è un modo di seguire quest'anno il calcio veramente atipico, cioè non poter partecipare direttamente nel vedere gli allenamenti, quindi avete anche dei riscontri che anche noi che facciamo l'informazione non riusciamo a darvi in modo corretto, perché non sappiamo esattamente quello che succede durante il corso della settimana. Possiamo riportare in pochi quello che è successo poi dal vivo all'interno dello stadio e capire quelle che sono le sensazioni. Allora, le domande, un difensore centrale? Assolutamente sì, però stiamo vedendo che nell'ultimo periodo Schiavi è rientrato a pieno titolo nel gruppo squadra con Occhiuzzi. Allora, a questo punto, visto che abbiamo fatto 6 acquisti e 3 cessioni, ritengo che il modus operandi di questa società sia quello di riequilibrare il gruppo dei giocatori di squadra. Quindi se va via uno dei difensori, Schiavi per esempio, o quindi Ida, per esempio, ci alleggeriamo.
Lo state chiedendo l'Avellino, mi dicono. Quindi se va via Schiavi ci si alleggerisce anche di uno stipendio oneroso, potrebbe arrivare un difensore centrale. Dovesse rimanere Schiavi, bisognerebbe per prendere un difensore centrale toglierne uno. Allora Idda, Strada, Avellino, possibilità Avellino terzo in classifica, Braglia che sta facendo veramente miracoli e potrebbe agganciare addirittura il Bari. Quindi sono tutte operazioni di mercato che vanno programmate ma che troveranno lo sviluppo con i procuratori veramente dalle 17:30, dalle 18 alle 20. 18, sì, sono sì, quelli i momenti. Io ho partecipato per tanti anni al calciomercato e ho visto delle robe incredibili. Ho fatto tante di quelle corse quando si andava a mettere il foglietto dietro la porta, no? Con il famoso Tonino Covino che mi dava il foglietto timbrato per le cessioni o gli acquisti del Cosenza Calcio e si faceva veramente la guerra. Senti Giuseppe, ti devo un attimino fermare perché poi abbiamo altre telefonate, altri interventi, tantissimi messaggi. Per Pier Giorgio Giorno solamente pochi giocatori di proprietà di cui 6 in scadenza al 30 giugno, novità rinnovi, qui mi pare Matosevic 2023, Tiritiello Bitante Corso 2022, Idda 30 giugno 2021, Legittimo 2021, Schiavi 2021, Sciaudone, Saracco, Carretta, tutti che scadranno nel 2021. Ma infatti ne parlavamo cioè praticamente prima, solo 6 giocatori di proprietà, spenti. si ricomincia da capo il prossimo anno? Ne parlavamo prima a microfoni spenti, fossi io il presidente Guarascio, però non sono io il presidente, per incentivare la squadra, secondo me a fine mercato andrei a bussare alla porta di Idda, di Sciaudone, di Petrucci, Tremolada. Bravo, in modo da creare un gruppo, già è arrivato Gerbo che è per l'anno prossimo, in modo da cercare di creare un gruppo granitico, no? Prossimi contratti Falconi a vita, ma non sarà così perché Falconi rientreranno alla Sampdoria. Sappiamo di questa plusvalenza che vale intorno ai 500-600 mila euro. Lo hanno scritto i giornali sportivi nazionali, compreso Tutto Sport, che è molto vicino alla Sampdoria per la zona della Liguria. Grande Trinchera. Aldo Genamo, complimenti a tutti voi, vi saluto affettuosamente, prossimamente sarò con voi a Replay. Aspettiamo l'amico Aldo Genamo. Grande Tremolada, grande Trinchera, ciao a tutti, secondo me Sciaudone nel centrocampo a 2 è un po' sprecato, giocando mezzala potrebbe essere più utile in fase offensiva. Sabato è stato il migliore in campo, concordo con Giuseppe Miricchio, merita la fascia di capitano. Secondo me ottima campagna acquisti, grande Trinchera, faremo i playoff, ricordatevi queste parole, forza Lupi, dobbiamo migliorare sui calci d'angolo. Buon pomeriggio a chi ci scrive, stiamo attenti che se va via Trinchera c'è il rischio che lasci il Cosenza anche Occhiuzzi, questa è una novità che ci arriva dal web, se avrà un'offerta allettante ai club di Serie B, se ne parla comunque, ti posso garantire che parlando con amici che fanno mercato a livello nazionale si parla di Occhiuzzi, praticamente è attenzionato da molte squadre. Grande Trinchera, mercato da 8, non potevamo giocare con Corsi Vera, Petra e Borrelli, mentre con gente come Gerbo, Bacogu, Trotta quando saranno al meglio, Tremolada e Crecco faremo un ottimo ritorno da playoff. Purtroppo il limite del tifoso cosentino, parentesi, piccola parte lo spera, è la critica. Direttore segreto, perdonami, Bacogu lo scorso anno ha giocato 70 minuti complessivi, non gioca 90 minuti da 6 anni. No, a Carpi ha vinto un campionato 6 anni non credo, però vi diciamo quando aveva fatto i 15 gol magari col Carpi, così andiamo a vedere subito. L'ultimo vero campionato Franco lo ha fatto a Padova, sì, contro di noi quando c'era Braglia, in una stagione dove non può essere valutato perché giocava in una squadra che in quella stagione ha praticamente mestamente preso la Serie C, ma non colpa dei giocatori ma per colpa di una gestione tecnica che ha portato a 3-4 cambi di allenatori e a una rivoluzione che è arrivata nel mercato di gennaio, quindi veramente poco valutabile quello che è stato un Bacoku a Padova. Ok, restate con noi, andiamo subito in pubblicità, poi avremo altri ospiti e continueremo a parlare naturalmente di calcio mercato. Grazie. Eccoci qua, arrivano tantissimi messaggi, caro Giuseppe, siamo nella seconda parte, io li vado a leggere perché qualcuno dice ma come il Cosenza ha vinto, perché non lo sottolineate? L'abbiamo sottolineato, abbiamo detto che ha vinto in rimonta, abbiamo fatto vedere gli highlights, abbiamo fatto ascoltare quello che praticamente ha detto Chiuzzi nel post partita, grande Trinchera, mercato da 8, direttore per lo scorso anno Bacogo, eccetera eccetera, abbiamo letto. Poi una domanda al Miricchio, il Cosenza può cambiare modulo, cosa ne pensa? Punto interrogativo?
sintetico, che ne abbiamo tanti. Abbiamo Danilo Pagni al telefono. Allora, cambiare modulo questo lo deve fare semplicemente l'allenatore, perché torno a ripetere, noi non vediamo gli allenamenti settimanali, quindi è difficile poter dire cambiare modulo come e quando, anche perché i nuovi giocatori che sono arrivati necessariamente dovranno adeguarsi a quello che è il ritmo del campionato di Serie B. Ne abbiamo 2 che sono appena arrivati ma che non giocano da un po' di tempo, non 6 anni, ma 6 mesi probabilmente sì. Giuseppe, infatti, per onestà intellettuale, fino a ieri in TV, siti web e cartaceo, molti giornalisti, non tutti per carità, tra parentesi, parlavano di necessità di un colpo in attacco. Lo abbiamo sempre sostenuto, di un giocatore già pronto. Non mi pare che Trotta e Mbakogo, per quanto forti, siano pronti. Bene la campagna acquisto, adesso Guarascio deve rinnovare i contratti e evitare che i nostri giocatori si sistemino da altre parti. Buon pomeriggio, come al solito non mancano le critiche, ma non leggete i messaggi di chi non vuole bene ai lupi. Noi li facciamo tutti, almeno io, per quanto mi riguarda. Se poi ne salto qualcuno, Franco, può darsi che... velocemente, giocatore pronto per quanto riguarda il centrocampo, e la mediana ci può essere, perché lo prendi da una squadra dove sta giocando, lo trasferisci ed è già pronto. Gerbo, se tu invece mi dici vai a prendere un attaccante già pronto, deve avere i soldi, deve andare a prendere un giocatore che in questo momento sta giocando in un'altra squadra e lo devi trasferire. Il Cosenza non è nella condizione di andare a prendere né Forte, né Moncini, né altri calciatori del genere, né Rivière, sì. E quindi... Rivière, c'è una novità su Rivière, la SPAL, sembra che la SPAL sia... In queste ore la SPAL pare che non riesce a prendere a Donnarumma e stia virando su Rivière. SPAL, che ricordiamo sarà il prossimo avversario del Cosenza sabato prossimo alle 14. L'attacco sembra rinforzato, ma al solito sono giocatori che non giocano da mesi o rientrano da infortuni, e fino a quando carburano ci vorrà almeno un mese. Speriamo bene. Un saluto a Antonio da Senigallia e lo salutiamo. Buon pomeriggio a Danilo Pagni. Buon pomeriggio. Danilo. Buonasera a tutti. Grazie Danilo, non so se hai sentito quello che stavamo dicendo. Ho sentito. Allora, che ne pensi di questa situazione? Parliamo del calciomercato, di questo Cosenza che ha vinto con un bel secondo tempo a Chiavari contro Rentelle e si è rimesso in una posizione di classifica, insomma, più consona a quelle che sono le sue qualità. Ma la vittoria in Della è una vittoria di platino, perché ti fa affrontare meglio il mercato e poi è uno scontro diretto alla salvezza, valgono doppio. Sì. Per quanto riguarda il mercato, la Cremonese ha sorpreso tutti, è stato bravo Trinchera ed è stato, diciamo, un bel azzardo da parte della Cremonese che risolve le crisi del mercato, pagando un giocatore a determinate cifre come Baez, nulla toglie da buon giocatore. Mi sembra che abbiano sconfitto la crisi del Covid, no? Del calcio, però bene così, bene per il Cosenza. Sono contento che Stefano abbia portato in questo momento difficile una plusvalenza, perché era giusto il momento giusto di farla dopo tanto lavoro. Detto ciò, Mbakogo, un giocatore che io conosco quando portai Mbakogo, tutti quanti si lamentano che non ha la condizione giusta, così come Trotta, ci vorrà un po' di tempo, ma perché non hanno preso giocatori già pronti? Questo è il senso dei WhatsApp che stanno per arrivare. Lo so, ma botte piena e moglie ubriaca nella vita non si può. Mbakogo è un giocatore con un contratto fino a giugno, Trotta ha bisogno di fare minutaggio, altrimenti andare su punte di livello. Faccio un esempio, noi avevamo già predetto attraverso la vostra pregiatissima trasmissione che Ielmello sarebbe andato al Frosinone, sì, e che Esposito sarebbe andato al Venezia, quindi un'altra operazione che si sta portando avanti è quella di Donnarumma alla SPAL, ma sono operazioni giganti, operazioni che ti svenano. Invece il Cosenza ha optato sempre per il low cost e gli è andata bene anche sul filo del rasoio. Io sono sereno perché a volte prendere giocatori che non hanno la super condizione però possono vincere le motivazioni. Io a Terni, quando ho presi Diachité, non giocavo da 6 mesi, lo stesso Ledesma era fermo da 2 o 3 mesi dall'Olympiacos. L'importante è il lavoro, e poi parliamoci chiaro, i giocatori che ci sono adesso sono allenati, sono in condizione, la squadra è una squadra che ha vinto fuori casa 2 o 3 partite, ha avuto delle difficoltà in casa nel condurre la partita, però io penso che questo staff di Occhiuzzi in questo Guarascio è stato bravissimo, bravissimo e fortunato, perché se sei bravo e non sei fortunato è come quello che dice meglio nascere ricchi o fortunati. Io penso fortunati, perché ricco puoi sempre sperperare. Hai toccato il tasto giusto. Senti, tu che conosci le cose di Casa Chievo, avendo lavorato nel Chievo Verona, si farà
sul filo di lana questo passaggio di Carretta al Chievo, al quale è stato, come dire, proposto un biennale, 2 anni e mezzo di contratto, sì o no? Guarda Franco, Carretta al Chievo l'ha portato Danilo Pagni. L'ha portato Danilo Pagni. Quanti anni fa, Danilo? Questa è una notizia. No, lo portai al Chievo perché lui fallisce il Gallipoli, va al Matera in Serie D, vince la Coppa Italia, a parametro lo porto al Chievo, prendi appunti, che lo rivendono al Benevento, quindi è musica per le mie orecchie, però avendo già Canotto, che è un calabrese doc, ma non potrebbero fare uno scambio con Canotto, con una differenza, secondo te? La butto lì? Ma sono 2 giocatori simili. Sono 2 giocatori simili, molto simili, sia nell'accelerazione, forse Carretta vede un po' più la porta, relativamente, che non è un cecchino, però io, avendo tolto Baez, non credo che tolgano anche Carretta, però sono cose interne loro. Io mi auguro che il Cosenza si tolga subito dalle sabbie mobili, anche perché Trotta, Mbagoku, al di là della loro inattività recente, ma sono giocatori di spessore. Mbagoku, dicevo, quando ho portato Bragli a Castellammare faceva l'attaccante esterno, è andato in doppia cifra solo a Carpi un anno. Non vi aspettate un cecchino, però alla fine è un giocatore forte, se sta bene. Ok Danilo, ci puoi dire qualcosina della Regina? Castaldo, questo Di Gaudio si fa a Reggio Calabria, perché poi stasera c'è la sfida contro la Salernitana molto importante. De Gaudio è un buon giocatore, salta l'uomo, non lo so questo. La Regina stasera ha una bella patata bollente, anche perché Cosenza per fortuna ha vinto, l'ha superata. Sarà dura fino alla fine, a meno che si inanellano un po' di vettori. Se il Cosenza incomincia a vincere in casa ci possiamo divertire. Georgios Ansoulas, questo ragazzo greco che ha firmato questa mattina con Cosenza, lo conosci? Ex primavera della Fiorentina? Sì, lo conosco, un ragazzo che c'erano tante aspettative su di lui, è un ragazzo pure lui una scommessa. E questo Raffaele Maresca della primavera è passato al Bologna, e qui mi fanno pensare mi vengono in tante idee, qualche plusvalenza con Uo. Sì, diciamo che le plusvalenze mostre l'ha fatte il Genova con Rovella e Portanova, quindi questa è stata veramente plusvalenze mostre. Buonasera a tutti, vi ringrazio. Grazie Danilo per essere intervenuto, grazie. Allora Giuseppe, eravamo rimasti perché oggi andiamo a tamburo battente e allora eccola qua, insomma, troppe critiche sul mercato del Cosenza, anche Okereke ha avuto bisogno di tempo, giustamente, per giocare al suo livello perché è reduce da un infortunio. Buonasera, vorrei ringraziare il signor Milicchio per le belle emozioni che ci regala ogni domenica con le telecronache su Ionica Radio. Grazie di cuore a Giuseppe Milicchio. Secondo me l'acquisto di questa stagione è stato mister Occhiuzzi, lo abbiamo sempre sottolineato perché Occhiuzzi è un valore aggiunto. Salve, volevo segnalarvi che abbiamo preso un difensore greco del 2000, lo abbiamo testé detto. Buon pomeriggio, complimenti a Trinchera. Tremolada ha cambiato il volto del Cosenza, classe, geometria, precisione nelle giocate e agonismo. Credo che bisognerebbe fare di tutto per farlo restare. Sarà possibile? Grazie signor Franco, da parte di Sergio. Carretta resta un calciatore importante e al momento unico velocista. Buon pomeriggio, Mascerbe è bravissimo, un esterno destro con margine di miglioramento. Quanti anni ha? Gerbo, a volo, quanti anni ha? 31 se non mi sbaglio. Benissimo, intonete. Tremolato ha una classe e un'eleganza da Serie A con un forte difensore, sognare non costa nulla. Carretta senza contratto, normale che vuole andare via con un contratto che gli viene proposto a 2 anni, con un biennale. Troviamo un sostituto perché credo passerà al Chievo, poi lo seguiremo anche nei vari telegiornali. Giuseppe, questo praticamente è il discorso dei messaggi. La sintesi del calciomercato la facciamo veramente molto stringata e breve. Se un giocatore viene richiesto e tu ricevi dei soldi, lo dai via. Non esiste al mondo che nel calciomercato di oggi tu rinunci a dei soldi che ti arrivano, perché in ogni caso Carretta va in scadenza e Carretta, che non è più un ragazzino, non riceve dal Cosenza un biennale o un triennale per il futuro. Guai fosse così, perché vuol dire che ti saresti andato a chiudere quello che è un discorso futuro di programmazione, perché Carretta, se dovesse andare male, poi te lo tieni da te e gli devi pagare lo stipendio, anche magari dare qualcosa alla squadra che lo prenderà in prestito nel prossimo campionato. Quindi attenzione a queste valutazioni che vengono date sulle cessioni dei calciatori. Allora, buon pomeriggio, vediamo al telefono chi c'è, altra telefonata. Tullio?
Salve. Ciao Tullio Calzone dalla redazione del Corriere dello Sport, buon pomeriggio e grazie Tullio per aver accettato l'invito. Siamo qui con i colleghi Giuseppe Milicchio che segue il Cosenza da una vita attraverso Ionica Radio ultimamente e Pier Giorgio Giorno che di Lupi si nasce che si occupa di calciomercato. Si parlava di Carretta, il Chievo in pressing per quanto riguarda il Cosenza, di Gaudio forse alla Regina. Ufficiale alla Regina. Ocongo ufficiale mi dicono adesso alla Regina. Allora, cosa vogliamo dire Tullio? Beh, ha diciamo bruciato che, il Cosenza. L'ultimo giorno di mercato, diciamo, molte trattative stanno andando in porto, questa di Ocongo per la Regina è importante, ma ce ne sono diverse. È stato un buon mercato per la Serie B perché ci sono state numerose trattative già chiuse in precedenza, col Monza ovviamente che ha fatto la parte del Leone, il Cosenza che ha indovinato questo acquisto tremolata anche se ha dovuto cedere Baez, che è stata una grave perdita secondo me dal punto di vista, diciamo, del tecnico per la squadra di Vecchiuzzi. Però voglio dire, quando arrivano delle offerte, come dicevate in studio, bisogna valutarle. Speriamo che il Cosenza non si impoverisca ulteriormente, oppure se ci sono uscite diciamo entrino altri calciatori. Sembrerebbe sfumata l'ipotesi Giannetti, di cui si era parlato in uno scambio con la Salernitana, perché Giannetti andrà al Pescara, sì, che ha dato Jaroseschi alla Salernitana, c'è questo pressing fortissimo della SPAL sul Brescia per avere Donnarumma. Insomma, ci sono tante cose che dovranno andare in porto entro la fine della giornata. Posso chiederti, Trotta, che tu conosci bene, Mbakogo, nel momento in cui saranno, diciamo, al passo dei compagni, cosa potranno dare a questo Cosenza? Ma guarda, Bagogo è un giocatore che ha fatto spesso la differenza in Serie B, lo ricorderete a Carpi di Castori, è stato un giocatore che anche in A ha fatto bene. Bisogna vedere in che condizioni è il calciatore, aveva avuto qualche problema in passato, insomma, che l'aveva portato fuori dall'Italia, bisogna vedere in che condizioni si ripropone. Certo, il Cosenza ha avuto modo di vederlo, quindi saranno testerato, suppongo. Anche i test medici li ha superati tutti. Integro. Come? Anche i test medici li ha superati tutti. Sì, vabbè, bisogna vedere in che condizioni arriva. Adesso c'è bisogno di giocatori pronti, Franco, perché non è che puoi aspettare 2 mesi un giocatore. Il punto è questo, per cui bisogna vedere lui come si presenta. È un giocatore sicuramente di personalità, è venuto dal nulla, è arrivato a giocare in Serie A, quindi può essere una soluzione importante. Certo, se dovesse andare via Carretta bisogna vedere, perché Bagogo è un giocatore, sicuramente un centrale che al Cosenza manca, una prima punta classica che al Cosenza manca, però diciamo che la vivacità di Carretta sarebbe difficile da sostituire, o quantomeno, sicuramente avendo perso 2 giocatori molto rapidi, molto brillanti come Baez e eventualmente Carretta, bisogna trovare anche soluzioni di gioco un po' differenti. Vero. Per quanto riguarda Trotta, che dicevo conosci bene? Trotta è un altro giocatore, un altro evidentemente lui vuole giocare 4-4-2 o 4-3-1-2 con Tremolata dietro le 2 punte, e quindi sono 2 giocatori fisici. Trotta rispetto a Mbakogo è un giocatore che si adatta a giocare anche più da seconda punta, diciamo, però sono entrambi giocatori fisici, quindi è stata fatta una scelta abbastanza, diciamo, logica, no? Hanno provato, siccome c'era una carenza di gol, il Cosenza è una squadra che produce molto gioco, molto calcio, ma diciamo in termini di finalizzazione spesso è venuto meno, per cui hanno cercato di prendere delle punte fisiche che stanno nell'area di rigore, sperando che anche questo limite possa essere superato, perché la squadra dal punto di vista dell'espressione di gioco credo che non debba temere paragoni con nessuno. Peraltro è una squadra anche dal punto di vista della personalità. Occhiuzzi ci ha fatto vedere tante cose, un solo dato: il Cosenza è la squadra che insieme all'Emboli capolista che ha rimontato più partite in Serie B, quindi questo che significa? Che dal punto di vista caratteriale la squadra, insomma, ha una sua identità, una sua forza. È chiaro che poi la tecnica fa la differenza.
Non so se Giuseppe vuole fare una domanda a Tullio, altrimenti possiamo liberarlo. Giuseppe. No, dicevo semplicemente a Tullio che praticamente il mercato del Cosenza non è altro che la logica conseguenza di quella che è stata l'annata. Ho sentito le parole di Occhiuzzi nelle ultime settimane dove rimarcava come il Cosenza alla seconda partita di campionato andò a Ferrara contro la SPAL con i ragazzini della squadra 13 più i ragazzini. con i ragazzini della primavera, quindi non avendo fatto il mercato lo ha fatto in questo momento, non hai grosse potenzialità economiche e quindi cerchi queste soluzioni che sono, io non dico borderline, forse anche così studiate, ma chiaramente fatte all'ultimo minuto. Bisogna avere un attimo di pazienza e cercare di sfruttare al meglio quelle che sono le capacità comunque del tecnico, che un'identità a questa squadra in ogni caso l'ha data con 1000 difficoltà. Mi chiedono anche per l'amico Tullio Calzone, che ne pensi di Trinchera? Che ne penso di Trinchera? Ma sicuramente uno che conosce bene i calciatori. È un direttore sportivo che sa tornare sui propri errori, quando sbaglia li corregge senza problemi, si è rivisto anche qui, insomma, questo Petre che non si è integrato, si è inventato Riviera lo scorso anno, è andato a prendere Trotta, che era un giocatore, voglio dire, che stava un anno fa, 2 anni fa giocava in Serie A, per cui ha capacità persuasive, perché non è facile poi portarli i giocatori in un posto. Io credo che il Cosenza certo deve crescere anche a livello societario, perché non ci si può sempre ridurre all'ultimo giorno per fare le squadre, perché non sempre poi le cose divengono come dire, per bene, quindi c'è necessità di crescere. È giusto che ci sia una coerenza, diciamo, anche dal punto di vista economico con le proprie possibilità, perché sennò poi si fanno dei disastri insanabili e che poi ci vogliono gli anni per ripararli. Benissimo. Però l'obiettivo deve essere anche quello di crescere come società, perché penso che una città come Cosenza possa ambire anche a qualcosa di più della salvezza, no? Grazie a Tullio Calzone del Corriere dello Sport, buon lavoro, grazie. Salve. E allora, qui ne arrivano tanti, Giuseppe, dunque saltato Conquo che pare abbia firmato per la Regina, come ha detto giustamente Pier Giorgio Giorno, l'abbiamo già detto poco fa, si proverà a chiudere per un altro attaccante, a voi la risposta. Buonasera, il 3-4-1-2, il modulo perfetto per il Cosenza con Tremolata dietro le 2 punte che dovrebbe essere Totten Bacoga, a centrocampo, intoccabili Sciadon, eccetera, eccetera. Macaretta in che anno ha giocato nel Chievo, glielo diremo. Giuseppe Miricchio, uno dei pochi competenti di calcio e memoria storica del Cosenza, pur non essendo un simpatizzante di questa proprietà, che è Guarascio, a gennaio stanno operando bene, se danno carrette arriva un attaccante pronto, punti di sospensivi, Trinchera come Melù sul lusso per il Cosenza. Via. Sì, no, come dicevo pure Giuseppe prima, comunque non sottovalutiamo la vittoria che ha fatto il Cosenza contro l'Entella, perché l'Entella era la squadra più in forma del campionato. Ha fatto 4 nelle ultime 5 ne ha vinto 4, quindi per me è stata una partita fondamentale e abbiamo visto già la bontà dei nuovi acquisti, perché Tremolada ha fatto gol e assist, Gerbo è stato uno dei migliori in campo. Io secondo me tra 10-15 giorni, quando anche Crecco, Trotta e Mbakogu entreranno a pieno regime nella squadra, lo stesso Gli se è servito in un certo modo da un giocatore come Tremolata, no, nel senso, se è servito in un certo modo, anche Gli abbiamo visto che può dare il contributo. C'è una domanda per tutte e due molto intrigante. Ragazzi, complimenti per la trasmissione, siamo sicuri che i giocatori che andranno in scadenza il 30 giugno 2021 vorranno prendere in considerazione un'eventuale possibilità di rinnovare, visto che Guarascio tergiversa? Punto di domanda. Risposta. Prima tu e poi Pier Giorgio. Il calcio purtroppo è diventato così. Si possono accordare con altre squadre? Sì. Assolutamente. Il mercato di gennaio ha cambiato radicalmente quello che è il modo di fare il calciomercato, che ormai si divide in diverse tappe. Allora, d'estate il calciomercato lo fa chi ha i soldi e chi vuole fare un determinato tipo di progetto, chi investe, chi mette capitale fresco, chi ha chiaramente dei contratti pluriennali e che se li porta dietro. Gli altri sono costretti a fare il mercato che non è più di riparazione, ma io dico il mercato, che è il mercato di gennaio, dove hai una prima parte del campionato dove cominci a capire dove hai sbagliato, perché hai preso un po' di roba, l'hai messa dentro e devi fare la prima cernita. Poi fai il mercato, è lì che invece entrano in gioco i procuratori
entrano in gioco i contratti. Bravo, è normale bravo che Giuseppe. un giocatore che è in scadenza di contratto, Busellato in questo momento che è in scadenza a Pescara, entro le ore 20 lo potrei trovare da un'altra parte. Magari pure a Cosenza, no? Magari anche a Cosenza, perché no? E così tanti altri giocatori, quindi è difficile dire io voglio questo o voglio quello, perché il giro dei procuratori mandano giù messaggi e sirene perché vogliono semplicemente rinnovare i contratti, poi che giochino, non c'è più l'appeal. L'appeal è una cosa che è stata una buttata lì infatti. l'anno scorso da Trinchera, ma l'appeal diventa il prolungamento dei contratti. Giuseppe, c'è una piccola polemicuccia per te, dice non si può generalizzare. Non si possono generalizzare le risposte di chi scrive, di quelli assolutamente. Ci sono solo opinioni a favore o a sfavore, semmai il problema centrale del Cosenza è sempre lo stesso, manca la programmazione. Risposta. Sono d'accordo con chi scrive questo, io non volevo assolutamente generalizzare. polemizzare. No, assolutamente, chiedo scusa se è stato interpretato male il mio pensiero, volevo semplicemente dire che chiaramente chi scrive in questo momento sui social ha la possibilità di rendersi partecipe e quindi far sentire giustamente quelle che sono le proprie idee, mentre il resto della tifoseria, gran parte della tifoseria, non lo può fare perché non essendo social avrebbe avuto il modo di esprimere il proprio pensiero o a Corso Mazzini, passeggiando nei bar, ma in questo momento non lo può fare e quindi non può fare il can di mediatico, oppure andando allo stadio, alzandosi e fischiando magari quando qualcosa non gli piace. Semplicemente questo era un discorso mediatico e non per andare a incidere negativamente su chi vuole scrivere sui social, è liberissimo di farlo. Caro Segreto, hai ragione, Occhiuzzi se dovesse andare via insieme a Trinchera sarà la fine secondo noi del Cosenza perché Guarascio capisce di altre cose. Buon pomeriggio, sono Marcello da Cosenza, ringrazio Società DS Sportivo Trinchera per la campagna acquisto e penso che la nostra squadra darà molte soddisfazioni. Vorrei chiedere al signor Milicchio cosa ne pensa degli arbitraggi fino ad ora del nostro Cosenza. Negativi non solo per il Cosenza ma negativi in generale, perché la decisione dell'associazione degli arbitri, no? Di andare ad accorpare gli arbitri di Serie A e di Serie B in un'unica gestione e poterli mandare sui vari campi ha creato un cortocircuito, perché tu hai Airoldi che sta una settimana in Serie A e che quindi ha il VAR e la settimana successiva che va in Serie B e non ha più il VAR, si fa confusione. Abbiamo visto nella partita giocata a Chiavari, non so se l'avete notato in televisione, come il guardialinee che stava, i due collaboratori di Airoldi, che cosa facevano? Usavano un metro completamente diverso perché si va nel cortocircuito, cioè alzavano la bandierina in automatico quando il regolamento ti dice che su una posizione di fuorigioco devi attendere quello che è lo sviluppo dell'azione e poi successivamente dare la segnalazione. Invece questo non succede perché molte volte ci si vuole praticamente bloccare sul discorso del VAR, non è facile. Gli arbitri comunque in generale, sul Cosenza hanno sbagliato, ma in generale stanno facendo male in tutto il campionato. Anche in Serie A, principalmente in Serie A. Restate con noi, pubblicità, dopodiché Crotone, altri messaggi che arriveranno e abbiamo poi la raffica finale di Pier Giorgio Giorno. Grazie. Allora, terza ed ultima parte di replay, a microfoni spenti stanno arrivando tantissimi, ma tantissimi messaggi. Occhiucci sta facendo miracoli, ma del gol annullato ne vogliamo parlare, abbiamo visto comunque lì, Giuseppe, insomma, su DAZN, di pochissimo ma c'era. Carretta senza contratto, normale che vada via, lo vuole il Chievo, l'importante è che il presidente Guarascio porti un altro soggetto a Cosenza. Buon pomeriggio, Mascerbe è bravissimo, ne stanno adesso immagini di miglioramento. Salve, vorrei che stiamo tutti con chi va là e non cullarci con questa vittoria perché il campionato è lungo. Buon pomeriggio, saluto Danilo, figlio di Daia di Dante, allenatore indimenticabile del Cassovilleri, famoso Dante Pagni, insieme a quelli del Cosenza Faggio, Nicchi e Carelli. Facciamo le persone serie, gli Ozzi, Peter e Sacco non possono secondo me, secondo questo signore, stare in Serie B. Signor Segreto, complimenti per la sua trasmissione, un piacere ascoltare e seguire i suoi ospiti, grazie per la chiarezza. Buon pomeriggio da Crotone, eccola là, Claudia Berlingeri. Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio a tutti i tuoi ospiti. Oh, finalmente ti vediamo bene, finalmente. Allora Claudia, cosa bolle in pentola? La prima domanda, rischia, stroppa o no?
No, assolutamente no. Ho sentito poco fa il direttore sportivo Ursino e assolutamente si continua il progetto con iniziato con Strop, per cui assolutamente la panchina non traballa. Invece si attende l'ufficialità per Adamo Unas, di proprietà del Napoli, era a Sì. Cagliari, dovrebbe arrivare a breve, dovrebbe firmare a breve, mancava solo la sua firma. È un mancino naturale, un attaccante molto rapido, abile nel dribbling, per cui può essere schierato su tutto il fronte offensivo. Vediamo insomma, perché manca proprio un buon attaccante, visto che insomma quelli che sono arrivati hanno un po' deluso le aspettative. Claudia, ma anche in difesa, tu hai scritto stamattina su Gazzetta del Sud 46 gol subiti, insomma, o mi sbaglio? Sì, assolutamente È una difesa con la Brodo, parliamoci chiaro. Assolutamente sì, ma infatti Franco, anche il fatto che di partita in partita si cambia sempre, questo è già sintomatico del fatto che la quadra evidentemente non è stata trovata. Purtroppo ieri è stato... non c'era la squadra, è stato proprio un vero disastro. C'è stato solamente un monologo da parte del Genoa che ha portato a casa l'intera posto in palio, ma già nella prima mezz'ora aveva chiuso la partita la squadra di Ballardini. Urgono rinforzi, il mercato sta alle 20 finisce, però insomma bisogna ritrovare la quadra e soprattutto quella grinta che ha sempre contraddistinto la squadra di Stroppa. Io mi auguro sia stato solo un incidente nel percorso, perché insomma i margini per migliorare e riprendere quota per Sì, la perché è fine abbastanza sono corta lì. tutte. Considera che il Cagliari Sì, ha 3 punti, pure sì, il Torino, insomma, voglio dire, sì, bisogna però accelerare assolutamente, Claudia. Però sì, per ora ti attendono delle partite importanti, delle partite non ostiche di più, perché Milan-Crotone il 7 febbraio. esatto, per cui insomma quella col Gedal ieri ci si aspettava tanto perché era uno scontro diretto, però proprio è mancato l'atteggiamento. Infatti Stroppa è la prima volta che ha fatto un mea culpa e ci sarà da lavorare tanto, perché davvero ieri la difesa assolutamente non c'era, un completo disastro, ma anche sai a centrocampo non filtrava bene, l'attacco era inconcludente. Basti pensare che l'unico tiro è stato fatto nei minuti di È recupero vero. da Benali, per cui insomma Claudia, mi arriva un messaggio, è vero, il Crotone ha chiesto 3 milioni alla SPAL per Rivière. allora lì non, almeno io ho sentito poco fa Ursino e non andrà alla SPAL Ma dico, la cifra è Riviera. questa, la sua valutazione? Pur avendo Sì, giocato poco, ha avuto infortuni, all'incirca. eccetera. Allora, non te lo so dire perché non ne abbiamo parlato con Ursino, però insomma io non so se effettivamente andrà via e dove andrà, perché poi chiaramente negli ultimi giorni insomma è un po' ci si dovrà trovare davvero con la trattativa, altrimenti non so, E noi potrebbe seguiremo nei rimanere. TG di TG10, seguiremo anche gli sviluppi fino alle 20 del calciomercato. Grazie Claudia, ci risentiremo Grazie a lunedì voi, prossimo, sperando buon in un risultato positivo proseguimento. a Milano contro il Milan di Pioli da parte del Crotone. Grazie a te e buon Buon lavoro. proseguimento, grazie a voi. Pier Giorgio, c'è una domanda per te, ti occupi di calciomercato, dice cercate di convincere Guarasci a prolungare il contratto a Stefano Trinchera, vuoi rispondere? Io su questo argomento di Stefano Trinchera penso che questo sia stato l'ultimo calciomercato di Stefano Trinchera a Cosenza. Tu sei convinto che Sì, non resterà? sono convintissimo perché i cicli comunque finiscono, questo è il 4º anno che Trinchera è qui a Cosenza, non credo che ci siano più i presupposti per andare avanti con il presidente. Addirittura? Sì, ma perché credo che Ma io li ho visti in tribuna, d'amore e d'accordo, sorridevano tutte e due. Franco, io lo dico qui in diretta alla tua trasmissione, per me il direttore sportivo Non resterà. Trinchera, che se ne dica a Cosenza, che è bistrattato a livello nazionale, è considerato uno dei migliori direttori sportivi, e non mi sorprenderei l'anno prossimo di trovarlo in una squadra di vertice di Serie B che voglia vincere il campionato o addirittura in Serie A. Una domanda per gli ospiti in studio, secondo voi l'incasso di 700.000 euro per quanto riguarda la gestione di Baez alla Cremonese potrebbero servire per il rinnovo dei contratti dei nuovi che scadranno al 30 giugno? Giuseppe Milicchio.
come piove? Bella domanda. Ne parlava stamattina Gazzetta del Sud, perché facendo la rassegna stampa parlava di un tesoretto. L'amico Vittorio Scarpelli, che salutiamo, non sappiamo, dice, se li impiegherà in questo calciomercato oppure casomai per i futuri contratti. Assolutamente. Solitamente Guarascio mette da parte una prima parte del tesoretto da poter investire in rinnovi contrattuali nel mese di gennaio. Consideriamo che quest'anno però c'è un problema, al di là di quelli che sono gli introiti che arrivano dalla Lega, non ci sono altre attività per quanto riguarda il Cosenza Calcio. Praticamente manca quel 1,2 milioni che arrivava dal botteghino, è mancato in gran parte quello che è lo sponsor. Quest'anno abbiamo avuto la ditta Carlo Magno che è entrata in corsa praticamente semplicemente con la prima del girone di ritorno, quindi ritengo che questa cifra Guarascio la usi per l'ordinaria amministrazione ma non per fare mercato. Pier Giorgio Giorno, gli artefici di questa nuova avventura dei lupi sono Trinchera, si chiamano Trinchera e Occhiuzzi, ma non mettete da parte cortesemente il presidente Guarascio, per carità, gli manca l'esperienza e inoltre sappiamo chi per forza lo ha messo lì. Sono anni che stiamo facendo la Serie B, comunque non escludiamo con questi nuovi acquisti fatti da Trinchera i playoff. No, io dico fin quando non c'è un'alternativa a Guarascio ce lo dobbiamo tenere stretto, perché abbiamo visto prima di lui i vari avventurieri che sono venuti, quindi io non sono né pro né contro Guarascio, sono per i dati di fatto, quindi al momento è un presidente che da quando è arrivato ci ha preso dalla Serie D, anzi ci ha preso dall'eccellenza, perché poi ha pagato per arrivare in D, quindi, e ci ha portato in B, quindi parlano i numeri in favore di Guarascio. Io non sono certo il suo avvocato, purtroppo questo è il suo modus operandi di fare calcio. Qualcuno dice che è fortunato, qualcuno dice che non gli può andare sempre bene, però i numeri dicono che dalla Serie D ci ha portato in B e questo è il terzo anno Avere consecutivo. Giuseppe Minicchi in studio, signor Segreto, è un lusso. Saluti da Andrea da Castrovillari, Giuseppe, complimenti. Grazie. Lo possiamo ringraziare questo Andrea, visto che belle parole. Domanda a Giuseppe Milicchi e Pier Giorgio, perché i giocatori che tratta Trinchera li acquistano poi combinazione le altre squadre? Vede bene, però non ha i soldi. Beh, adesso attenzione agli innamoramenti, no? Perché adesso stiamo tutti quanti parlando bene di Trinchera, quando qualche mese fa di Trinchera abbiamo detto che... io ti leggo i messaggi, Giuseppe. Io faccio il portavoce di quella che è un'idea generale. Io ti sto leggendo i messaggi. Di Trinchera... Siamo super partners noi. Assolutamente. Di Trinchera non si diceva un gran bene, perché si diceva ha avuto questo suo rapporto non idilliaco con il presidente durante il corso dell'estate, ha esternato, però poi alla fine è rimasto perché probabilmente non aveva nessun'altra piazza dove poter lavorare. È stato in religioso silenzio fino al calciomercato, adesso ha fatto semplicemente quello che è il suo lavoro di direttore sportivo. Sì. Fatto bene, fatto male, andremo a giudicarlo. Diciamo quest'estate però... Lo dobbiamo dire per onore, non era nelle condizioni di poter operare. Quest'estate ha portato dei giocatori, gliel'ho detto anche in faccia all'amico Stefano Trinchera, che hanno fallito. Il primo Borrelli che sta giocando con la Juve Stabile gli era assegnato, quindi un giocatore... Ma la stessa cosa è successa con ed è tornato in Romania, negli anni passati. E sono due. Voglio dire, insomma, quest'estate il reparto d'attacco era giusto cambiarlo. Ci mancherebbe altro. Cambiarlo perché evidentemente non erano i giocatori giusti. Assolutamente. Ma non è solamente questo l'esempio, c'è stato l'esempio di Perez, Littieri e tante altre soluzioni che non sono andate per il verso giusto. Trinchera sta facendo solo e esclusivamente quello che è il suo lavoro. Benissimo, sono d'accordo. E nient'altro, poi il rinnovo, le altre cose, queste sono tutte dinamiche che si vedranno poi da qui alla fine del campionato, perché non penso che domani mattina si mettano a un tavolino per scegliere quello che sarà il progetto, perché se il progetto non esiste, perché si lavora sulla quotidianità, è difficile poter programmare un discorso a lungo raggio. Pier Giorgio, mister Occhiuzzi ribadisce che è legato al Cosenza, lo sappiamo tutti, di 3 anni, perché dovrebbe cambiare società? Non è che abbiamo detto che deve cambiare società, ma che è attenzionato, così come dicono gli amici Maurizio Compagnoni, così come Gianluca Di Marzio, è uno degli emergenti ed è attenzionato da qualche società. Cioè Diov è andato a Pordenone con un contratto di più anni, pagato 2 milioni di euro, è andato via. Calciomercato Milano, eccolo là, Antonio Alizzi. Antonio, ci sei? Sì, Franco, ci sono. Cosenza Channel, noi abbiamo sviscerato tantissime cose. Cosa ci puoi dire a quest'ora?
Allora, l'unico aggiornamento che possiamo dare rispetto a prima è che la pista Okowongo, che sembra in qualche modo svanita perché c'è un assalto della regina che in qualche modo sta cercando di accaparrarsi il giocatore del Bologna, però dovremmo aspettare, da quello che ho capito, almeno un'ora e mezza, perché il Cosenza può inserirsi ancora, quindi non è totalmente chiusa. Quindi arriveremo praticamente da qui alle 19, 19:30 come al solito? Sì, perché potrebbe, sicuramente la regina in questo momento sta facendo un pressing molto forte e quindi sta cercando di strappare il giocatore al Cosenza, però il Cosenza, ripeto, se dovesse concludere la gestione di Petre, in qualche modo si fionderà su Okowongo, che da quello che sappiamo noi ha già comunque dato parere favorevole al trasferimento a Cosenza. Quindi a quel punto Carretta praticamente farebbe le valigie? Non ho capito, scusa. A quel punto andrebbe via Carretta? Sì, se dovesse arrivare a Okowongo. Però, quindi è uscita diciamo che c'è praticamente un testa a testa tra Cosenza e Regina per questo nigeriano che ha giocato... non è completamente fatta Okowongo alla Regina, questo posso dire. E poi stiamo cercando di capire che in qualche modo se c'è qualche altra operazione in entrata oltre a questo, ma credo di no, perché in difesa del Cosenza ormai ha coperto tutto, quindi aspettiamo le ultime ore per vedere cosa fa Trinchera. Com'è il direttore sportivo Trinchera? È affaccendato, è tranquillo, come lo hai visto? In questo momento non lo vedo, perché sarà sicuramente chiuso in una stanza dell'hotel Sheraton e quindi come fa sempre ogni anno, però ci sono diversi operatori di mercato, ho sondato un po' il terreno. Da quello che siamo riusciti a capire, la situazione al momento del Cosenza è questa, quindi come diceva Pier Giorgio Giorgione insieme a Giuseppe, o è finito il calciomercato. Sei stato tranne prezioso, se poi arriverà una soluzione last minute, che magari ricordiamo per esempio quella di 2 sessioni fa, sempre nel periodo invernale, di Cicerelli, che in quel momento era a Foggia, poteva venire. Ricordo e poi non se ne fece nulla. Sì, se c'è qualcosa che si può fare dall'ultima ora, credo che Trinchera la farà. Però al momento la situazione è questa. Col Crotone abbiamo parlato con la collega di Gazzetta del Sud, ci ha detto le ultime di una... Prego Pier Giorgio. All'amico Alizzi che in questo momento di Gaudio sembra un passo dal Chievo, quindi di Gaudio sembra al Chievo, svanita la pista Carretta, quindi se va di Gaudio al Chievo è chiaro che non va Carretta. Comunque si sta creando un giro di attaccanti, perché lo diceva Milicchio. Riviere potrebbe andare alla SPAL, quindi se c'è questo giro di attaccanti in Serie B qualcosa potrebbe muoversi, perché ovviamente un arrivo di giocatori dalla Serie A ovviamente fa scatenare questo giro di attaccanti, quindi ripeto, qualcosa può succedere nelle ultime ore, però il Cosenza è focalizzato. Uno tra Floccari e Paloschi magari può andare fuori dalla spalla. Giuseppe, si sta scatenando l'inferno come il gladiatore, ma ci mancherebbe altro. Ok, grazie per questa collaborazione dell'amico Antonio Lizzi di Cosenza Channel. Peccato, grazie a voi. Siamo a pochi minuti dalla chiusura e io potevo fare un discorso tipo Mentana, no? Fino alle 20, se il direttore lo concede, potremmo andare avanti per il calciomercato. Allora Giuseppe, si muove tanto, l'avevi detto tu all'inizio, ci sono tantissimi movimenti, specialmente degli attaccanti. Ma sì, può capitare veramente di tutto negli ultimi minuti di calciomercato. È chiaro che il Cosenza non ha proprio l'esigenza di dover chiedere, ma è l'esigenza di dover recepire quelle che sono le informazioni. Poi è chiaro che nell'ultimo momento basta la telefonata giusta, fare il piccolo investimento e ti puoi trovare dentro un giocatore importante. E senza tralasciare che poi ci sono tanti giocatori che sono svincolati e che magari da qui a 15 giorni accetteranno veramente, se non dico bruscolini, siamo lì per poter trovare un posto in un campionato che è sempre interessante, la Serie B italiana. È un campionato importante. Quest'anno Guarascio può anche avere un po' di ragione a spendere meno, è da marzo 2020 che non incassa nulla. Complimenti a Franco Segreto perché legge tutte le domande. Io le leggo sempre. 4 milioni e mezzo di contributi, Lega 2 milioni di diritti televisivi, vabbè qui facciamo i conti, più 1 di marketing, 1,3 di valorizzazione, totale entrate 8,8 secondo questo telespettatore. Uscite intorno a 6 milioni, Guarascio è l'unico che guadagna nel calcio. No, non è vero. Non è vero, perché ci sono tantissimi presidenti, uno per tutti il presidente dell'Atalanta.
Presidente dell'Atalanta è uno di quelli, voglio dire, che ci sa fare col calcio e fa tante di quelle plusvalenze alla grandissima, ma sono milioni di euro pesanti. Carretta è giocatore per me sopravvalutato, secondo me è un buon giocatore di Serie C, forza Cosenza sempre. Questo è il parere di un altro telespettatore. In relazione al modus operandi di Guarascio devo dire che Trinchera sa bene il fatto suo. Caro Franco, ma non sembra strano elogiare Trinchera che fa solo prestiti a gennaio mentre siamo quasi ultimi? Il discorso che stavamo facendo, cioè praticamente ognuno può dire la sua nel modo più assoluto, i fatti restano fatti e Trinchera è un dipendente. Non è che lo elogiamo noi, sono i messaggi dei telespettatori che arrivano, chi a favore, chi contro. Chissà cosa devono dire la Cremonese, l'Ascoli, Regina, Pescara, fate un'analisi sulle squadre flop. Per favore, ripeto, Chiuzzi e Trinchera, Franco, due fuori classe. Il Brescia, che con la Cremonese, che hanno speso il triplo, Brescia il è una squadra praticamente che ha fallito fin qui. Cioè il Cosenza è lì, avendo speso un quinto rispetto alla concorrenza. Cioè, se vediamo in anche la Regina stesso ha speso un sacco di soldi, allora, però è sotto. Questo è il quadro, se continuiamo a vedere la classifica, questo non è altro che lo specchio reale di quello che è il campionato. Sì. Allora abbiamo il Pescara che ha fatto danni lo scorso anno, ricordate il Pescara si è salvato semplicemente allo spareggio. E quest'anno sta continuando a farla. E sta continuando con il presidente Sebastiani che ha una piazza contro, una marea di debiti, un closing che è stato praticamente annunciato. Ti ricordi il bilancio praticamente taroccato che ancora è sotto inchiesta in procura a Pescara di 2 anni e mezzo fa, quando è stato iscritto poi al campionato? Non è finita quella storia. Ci sono i bond, i Pescara bond, andate a vedere che cosa sono i Pescara bond e riuscirete a capire che tipo di situazione economica c'è a Pescara, e c'è un closing con un certo operatore di mercato di Milano che praticamente non si è mai concluso, quindi grande bluff. E questo è il discorso Pescara. Discorso Ascoli, altra situazione molto borderline, con una società che è esterna, Pulcinelli non è un ascolano, è un romano, Bricofer, e praticamente ha contro un po' tutta l'organizzazione, è una squadra che non riesce a gestire, per esempio, Ti saluta Pierino, ecco che se no poi siamo in fuori tempo massimo da via Panebianca. È palese che Tremolata è stato un colpo alla Paratici della Juve, dice lui, che ha elevato lo spessore tecnico e tattico della squadra. Saluto Giuseppe Milicchio, sono Pierino di via Panebianca. Ma Pettinari a Pier Giorgio che fine farà? Pettinari ancora in questo momento ha chiesto 3 anni di contratto alle varie Pettinari società. a queste cifre rimane a Lecce. Diciamolo per i telespettatori, 500-600 mila euro all'anno. Ma infatti a 3 ore dalla fine del mercato è ancora a Lecce, perché a quelle cifre secondo me rimarrà un separato in casa. Ci proverà fino all'ultimo la Salernitana, però non credo che a quelle cifre Pettinari possa muoversi da La Primavera Lecce. è composta da 38 ragazzi, dove 24 fuori regione, gestito da Mezzina, che è un uomo di Trinchera, e poi dice fa bene a Guarasci a non rinnovare il contratto. È sbagliato dire che Trinchera deve essere sostituito perché prende solo prestiti, ma Trinchera segue secondo noi le istruzioni di Guarasci. Vedete ragazzi, qui si può parlare di tutto e di più. L'importante è che si chiude questo calciomercato. Mettiamo Giuseppe questa parola fine e da domani si pensa al calcio giocato. No, ma bisogna essere molto reali. Io guardo il calcio in questo momento semplicemente per quella che è l'espressione del terreno di gioco, e lì mi vado a fermare. Avventurarci in tutto il resto mi pare che sia un terreno molto friabile, no? Cioè ritornare a parlare di Guarascio, di Trinchera, innamorarci di Braglia, cioè è veramente poca cosa, perché poi vediamo con l'esperienza quello che succede successivamente. Sono d'accordo. Adesso noi partiamo da quello che è stato un dato oggettivo, la vittoria di Chiavari. Giuseppe, per caso Trinchera va a Reggio Calabria? Questa è simpatica, a mo' di provocazione. E siccome quella che ha fatto ieri, guarda caso, vanno a Reggio Calabria con Taibbi e dal presidente Gallo. Ma Taibbi conta meno di complimenti al grande Milicchio, Forza Lupi, le ultime 4 sono in Serie C e noi al momento dei playoff. Allora, andiamo a vedere per cortesia i risultati di Serie C. Giuseppe, ieri il Catanzaro ha osservato un turno di riposo, mentre la Vibonese ha perso per 2-0 a Castellammare di Stabia. Poi la classifica e il prossimo turno della B siamo in chiusura. Eccola qua, allora questi sono i risultati della Serie C. Avellino Viterbese 3-0, Catania Monopoli 3-1, Cavese Biceglie 3-1, Foggia batte Casertana 1-0, Juve Stabia Vibonese 2-0, Potenza Palermo 0-0, Teramo Bari 2-1, Ternana Paganese 3-1, Francavilla Turris 3-1. Andiamo a vedere la classifica generale, eccola qua, vedete sempre al comando la Ternana di Cristiano Lucarelli, 52 punti Giuseppe, mamma mia che campionato. Meglio di Toscano, meglio di tutti, e pensare che, vabbè, poi questa te la dico dopo.
Bari 41, a seguire le altre, il Catanzaro al sesto posto, dunque al 2, 3, 4 al quinto posto, il Catanzaro con 32 punti insieme al Teramo, però ieri ha riposato, mentre la Vibonese ne ha 22, borderline lì con la situazione praticamente delle zone basse. Dopo la Vibonese il Monopoli con 20, Viterbese 19, Potenza 17, Biceglie 15, Paganese 12, Cavese 12 punti di Sasà Campilongo. Allora Luca Chito, per cortesia, se mandi il prossimo turno della B, così cominciamo già. Intanto Franco, scusami, prego, vai Pier Giorgio. Le ultime di mercato danno Giannetti appunto al Pescara, come ho detto prima, e la Salernitana che Tullio Calzone. Scusami, Giannetti al Pescara? È la Salernitana che piglia la Lagumina via Lazio. Aspetta. Via Lazio, perché ha ceduto Giannetti e quindi ha preso la Lagumina. E quindi, che era nella Sampdoria. E quindi Pettinari ancora rimane a Lecce, quindi nelle ultime ore. A quest'ora Pettinari rimane a Lecce. Andiamo a vedere il prossimo turno in Serie B. Dicevo che il Cosenza giocherà sabato prossimo in casa contro la SPAL alle ore 14. Andiamo a leggere tutto il prossimo turno completo: Lecce Ascoli, Brescia Cittadella, Cosenza SPAL, Cremonese Pisa, Frosinone Venezia, Pescara Regina, questa è un'altra partita importante, Salernitana Chievo, Monza Empoli, questo è il match clou della giornata. Monza Empoli, Pordenone Vicenza, Reggiana Virtus Entella. Giuseppe, partiamo con Cosenza SPAL. Dobbiamo sbloccarci al San Vito Marulla. Bravo. E questo è praticamente il numero uno dei progetti che il Cosenza deve avere. Quindi calciomercato chiuso, ci si concentra, dobbiamo giocare una partita più di tutte le altre partite di campionato, perché se dai seguito alla vittoria esterna prendi forza, consapevolezza, il centrocampo c'è, l'attacco dovremmo aspettare ancora un po' per vedere se sarà un attacco buono in questo momento per la categoria, quindi vedere Trotta in Bakoku. La difesa, vediamo se succede qualcosa, ma ormai penso che a quest'ora del mercato non succeda nient'altro, dovrà essere semplicemente una gara d'assalto. Giuseppe, c'è una proposta per te. Buon pomeriggio, chiedete al signor Segreto perché non invita tutti i lunedì il grande Milicchio. Giuseppe è qua. Perché quando vuole venire, lo spiego subito. Quando vuoi venire, Giuseppe, c'è un'ospitata, c'è sempre per compatibilmente con quelli che sono gli impegni. In questo momento ho la mia piccola struttura che è vero, è 57. No, ma noi dobbiamo dare una risposta a quelle che ce lo chiedono. È chiaro che dedico un po' il mio tempo a questa struttura. Giuseppe, qui c'è un'altra proprio che non avete capito il senso del mio WhatsApp precedente riguardo al presidente Guarascio che lucra sul Cosenza, che non è paragonabile a Percassi dell'Atalanta, che avevamo detto che c'erano tanti allenatori tipo Cellino che fanno praticamente i presidenti proprio per professione, per mestiere. E quindi dice Percassi dell'Atalanta che invece investe su strutture scouting e grande conoscitore di calcio. Sono due piani completamente diversi. Sono due piani completamente diversi. Io posso aggiungere, Franco, vai Pier Giorgio, io ti ho riservato per ultimo perché mi devi dare una carrellata, No, una carrellata sulle squadre di Serie B. No, carrellata quella che abbiamo dato, che la Lagumina per la Salernitana è un colpo molto importante. Ma quante ne ha la Salernitana attaccante? Tutino, ma c'è sempre Lotito dietro, quindi Giannetti al Pescara, Oquonco purtroppo dalle notizie in mio possesso è imminente alla Regina. Mi ha già preso Montalto. Mi auguro che, come ha detto Montalto, Alizzi, fin quando non firma c'è la porticina per il Cosenza, però a noi risulta che è già a Reggio, cioè nel senso che hanno chiuso per la Regina, quindi queste qua sono le... Montalto com'è secondo te a Reggio, come lo vedi? Ma Montalto è un giocatore alla Dennis, cioè un giocatore fisico, possente, non è molto veloce. La Regina, secondo me, sono altri i problemi che ha la Regina. Poi, per aggiungere alle parole che ha detto qua Giuseppe, noi veniamo dalla bella vittoria contro l'Entella. Speriamo che si possa rompere il ghiaccio al San Vito dopo un girone di andata. Franco, c'era il Cosenza che aveva due tabù ancora in questo campionato. Uno era l'unica squadra di Serie B a non aver mai avuto un rigore a favore e lo abbiamo tutti le due volte. E l'altro che è rimasto è l'unica squadra di Serie B e Serie A a non aver ancora vinto in casa. Quindi chissà riusciamo a sfatare la legge dei grandi numeri. Credo che con tanta grinta ci sbloccheremo sabato contro la SPAL, devono dare il cuore e come sempre lo daranno in campo. E allora, dunque, ecco qua, arriva dal Cosenza Calcio, Giuseppe lo avevamo detto prima, di Luca Bittante, è arrivato adesso se riesco ad aprirlo.
che è stato operato. Vi leggo per intero e poi andiamo praticamente anche Kisley dovrebbe prendere la regia dal Bologna, quindi Luca Kisley Bittando e Mbakoko. stamattina operato, scusami Pier Giorgio, intervento riuscito, lo abbiamo detto all'inizio. Cosenza Calcio informa che questa mattina il calciatore Luca Bittante è stato sottoposto a intervento chirurgico per il trattamento della lesione legamentosa del ginocchio destro riportato durante la partita col Pordenone. L'intervento è seguito presso il centro chirurgico toscano di Arezzo dal professor Giuliano Cerulli. È perfettamente riuscito, l'atleta rossoblu sarà dimesso nella giornata di domani e rientrerà a Cosenza per iniziare il periodo di riabilitazione. A Luca gli auguri di una pronta guarigione. L'abbiamo detto prima, lo ribadiamo adesso. Io vado a salutarvi, ringrazio totalmente Giuseppe Milicchio. Giuseppe, hai visto quanti messaggi? Audience alle stelle anche oggi, grazie a Pier Giorgio Giorno. Grazie a te per l'invito, Franco. Quindi noi ci rivedremo. Arrivano ancora notizie, ma la puntata è finita. È finita, ho detto al direttore facciamo una maratona segreto come la maratona mentana la prossima volta. Grazie a tutti, ci rivedremo lunedì prossimo, se non vado errato, 9 o 8 di febbraio, insieme questa volta a Stella Battaglia che sarà con noi e che salutiamo. Da parte di Franco Segreto è tutto, arrivederci.